Venezia ancora sotto shock dopo il crollo dell'albero a Piazzale Roma. Rimangono critiche le condizioni della ferita più grave, una donna di 38 anni ancora ricoverata in rianimazione a Mestre. Dopo la paura scoppia la polemica sulla manutenzione del verde pubblico a Venezia. In diversi avevano denunciato le condizioni dell'arice caduto su una quindicina di persone. Sono ricoverati in prognosi riservati due fratellini cinesi di 7-8 anni investiti ieri mattina da un furgone in viale San Marco a Mestre. Il più piccolo è operato d'urgenza in terapia intensiva a Padova. Autostrade, giornata nera in A4 al traffico da Bollino Rosso. Si sono aggiunti gli incendi di due mezzi pesanti. Chiuso fino a domani mattina lo svincolo di San Stino per chi proviene da Trieste. Disagi in regione per lo sciopero nazionale indetto da CGIL Will. Nel settore postale i sindacati denunciano tagli, assenza di dialogo e temono una futura privatizzazione e manifestazione a Mestre. Giorgio Denardi, politico e imprenditore trevigiano, ha salvato un ragazzo ventenne che stava annegando a Jesolo. Denardi è intervenuto tuffandosi nonostante il mare scagliasse entrambi contro gli scogli. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Questi titoli, ma in primo piano il nostro sondaggio. Parliamo di zone rosse. Il dibattito si infiamma in tutte le città del Veneto tra chi sostiene la loro utilità e chi parla di mera propaganda. A Treviso si registrano tensioni a 1000 tra alleati nella centrodestra per l'istituzione di nuove zone rosse, mentre a Vicenza il sindaco chiede espulsioni più facili, fibrillazioni continue anche a Padova e Mestre. Dunque lo vedete, zone rosse, strumenti utili o propaganda? Se volete rispondere, misure utili in verde 0422 1626 691, se invece volete rispondere propaganda 0422 1626 690, l'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. E dunque la cronaca, a Venezia ancora sotto shock dopo il crollo dell'albero a Piazzale Roma. Rimangono critiche le condizioni della ferita più grave, una donna di 38 anni ancora ricoverata in rianimazione a Mestre. Una voce io ho sentito forte, poi io esco fuori e ho visto tutta gente sotto degli alberi. Poi ho visto tanto male gente, 6-7 donne, anche 3-4 bambini. Era qualche donna molto male. Parte della grande mole del vecchio leccio crollato tra Piazzale Roma e Rio Novo, travolgendo una quindicina di persone, ha colpito anche questo chiosco. Precipitandosi subito fuori, il gestore è stato tra coloro che hanno cercato di portare i primi soccorsi ai feriti. Tanti sangue, qualcosa, io ho iniziato acqua, salviette, gente ha aiutato, che visto, dopo è arrivato polizia e ambulance dopo, però una cosa era, io ho mai visto in mia vita. Dei 12 feriti ricoverati tra gli ospedali di Mestre, Venezia e Milano, 8 sono già stati dimessi. All'Angelo rimane gravissima in terapia intensiva e in prognosi riservata la 38enne colpita in pieno dalla pianta che ha ferito anche le sue bambine di 2 e 6 anni, una delle quali è potuta tornare a casa in queste ore. Serie ma in miglioramento le condizioni di una cinquantenne, l'altra ferita che destava maggiori preoccupazioni. L'albero è ancora lì sotto sequestro giudiziario ed oggi è un continuo peregrinare di veneziani che si fermano increduli davanti a questo drammatico scenario. Che visione ha di quello che succede? La noncuranza del comune sulle Ma lei dice che si capiva che stava male l'albero? Com'è? Lei dice che si capiva che l'albero stava male? Io probabilmente no, ma un esperto sì. Una volta che c'era un chiosco qua, era appoggiato addirittura il chiosco. Assieme ad altri due soci, Lucio Grosteghini è il proprietario del chiosco sfiorato dall'albero, nonché una memoria storica della zona, da prima che un riordino delle bancarelle cambiasse volto a quest'area. Facendo i lavori per tirare sulle murette, per farci stare tutti dentro, secondo me, hanno tagliato le radici. Perché questo non è il primo albero che cade? No, questo è il secondo. L'altro albero è caduto nel novembre del 2022, stavolta centrando in pieno il chiosco di Rosteghin. Qui dove è stato piantato un ancora fragile alberello, l'unica testimonianza di quell'evento è il lampione rimasto decapitato da allora. Siamo rimasti chiusi 6 mesi perché burocrazie, domande e tutto. Abbiamo speso 20.000 euro per ristrutturarlo nuovo. Siamo stati dopo risarciti, però un'altra fila che non ti dico. Nel novembre del 22 Venezia era stata attraversata da una violenta ondata di maltempo. Questa volta no, tanto che le persone travolte si stavano riparando dal sole all'ombra dell'albero. Bisogna controllare bene, io ho detto devi tagliare tutte le alberi grandi, però oggi cade questa, domani anche questa, altro giorno questa io ho visto.
Dopo la paura per il crollo dell'albero a Piazzale Roma scoppia la polemica sulla manutenzione del verde pubblico a Venezia. In diversi avevano denunciato le condizioni potenzialmente pericolose dell'arice caduto su una quindicina di persone. Il 14 marzo di mattina ero qui che aspettavo la barca con i clienti e mi sono messo a guardare l'albero e pensando che era tanto inclinato sarebbe stato meglio pontellarlo oppure tagliarlo perché era un pericolo. In queste ore Cristiano Tagliapietra è diventato improvvisamente famoso. Dopo la caduta dell'albero a Piazzale Roma, in tantissimi a Venezia hanno riproposto quanto aveva postato su Facebook 2 mesi e mezzo fa. Accanto ad una foto dell'arice, naturalmente ancora in piedi, Tagliapietra scriveva: «Cosa aspetta il comune di Venezia a puntellare questo albero? Qui passano decine di persone, se cadesse sicuramente ne ucciderebbe qualcuna». C'erano state risposte a quel post poi alla fine? Sì, tutti mi chiedevano ma chi sei un tecnico, ma cosa scrivi, ma ci sarà qualcuno che ci metterà le mani, e invece dopo c'era gente che mi ha detto hai visto, è caduto, avevi ragione. Più l'amarezza di aver avuto ragione. Esatto. Se la caduta dell'albero fosse prevedibile o meno è uno dei grandi dibattiti che sta scuotendo la città, assieme ad un'altra riflessione. Considerando il numero di persone che passano qui, il bilancio dei feriti sarebbe anche potuto essere più grave. Diciamo che qualche angelo custode, l'angelo Gabriele, quello del campanile di San Marco, ci ha messo l'occhio. Perché lei dice poteva finire molto peggio. Sì, poteva ammazzare. Ma lei prima mi diceva che si capiva che doveva essere abbattuto, perché? Sì, perché se noi guardiamo le radici, l'apparato radicale, lo vedete, ha diversi colori. Io non vedo che abbiano fatto trivellazioni per vedere la sanità delle radici dell'apparato radicale, per cui è una concausa. Poco distante incontriamo l'avvocato Matteo D'Angelo di Riprendiamoci la città, che risponde a chi in queste ore ha attaccato le associazioni ambientaliste e le loro battaglie per salvare gli alberi dagli abbattimenti. Le polemiche quando ci sono è quando tagliano gli alberi, quando non serve, quando creano zone e isole di calore in vie che sono protette dagli alberi per metterci dei fiorellini o degli alberi rinsecchiti. Abbiamo il Bosco dello Sport in costruzione, forse sarebbe il caso di pensare ad una mappatura seria dello stato del nostro verde e cominciare a curare quelli che ci sono e che sono sani, tagliare quelli che sono morti e piantumare nuovamente le zone che prima vedevano delle coperture importanti. Continuiamo con la cronaca. 2 bambini di 7 e 8 anni sono stati travolti ieri mattina da un furgone mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali in viale San Marco. Il più piccolo è stato operato d'urgenza ed è ricoverato in terapia intensiva pediatrica a Padova. Entrambi sono in prognosi riservata. Restano critiche le condizioni del bambino di 7 anni ricoverato all'ospedale di Padova in terapia intensiva pediatrica dopo essere stato investito da un furgone in sorpasso sul tram fermo alla fermata Sansovino in viale San Marco. Il piccolo, di origine cinese, ha riportato un trauma cranico molto serio ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza all'ospedale dell'Angelo prima del trasferimento nel centro specializzato padovano. Il fratellino maggiore, di 8 anni, ha riportato un trauma cranico e facciale ed è stato ricoverato in area rossa a Mestre. Anche per lui la prognosi è riservata. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:30. I 2 bambini, molto conosciuti nel rione San Marco dove vivono con i genitori, erano appena scesi dal tram diretto a Favaro e stavano attraversando sulle strisce quando un furgone, che pare fosse a noleggio, ha tentato un sorpasso rischioso del mezzo pubblico fermo. L'autista, secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, non avrebbe visto in tempo i bambini che attraversavano e non sarebbe riuscito a frenare investendoli entrambi. Immediato l'intervento dei passanti, dell'autista e degli automobilisti in zona che hanno chiamato i soccorsi. Il SUAM 118 è arrivato rapidamente sul posto insieme alle forze dell'ordine che hanno regolato il traffico e avviato i rilievi dell'incidente. L'episodio ha scosso profondamente il quartiere. Le auto corrono troppo in questo tratto di viale, specialmente verso San Giuliano, hanno dichiarato in molti. Sfrecciano senza pensare che un pedone possa attraversare la strada. L'intera comunità ora si stringe attorno alla famiglia nella speranza che i 2 fratellini riescano a superare questo momento drammatico.
Caos e disagi sulle autostrade del Veneto dove il rientro dal lungo ponte festivo è stato particolarmente complicato anche nella giornata di oggi, sostenuto il traffico soprattutto di mezzi pesanti, in particolare un grosso incendio si è sviluppato all'uscita della A4 a San Stino di Livenza, dove un auto articolato ha preso fuoco, fortunatamente senza aver coinvolto persone ed altri mezzi. Lo stesso autista del mezzo è uscito indenne dall'abitacolo. Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco di Portogruaro e Motta di Livenza, che hanno operato con 2 autopompe e 2 autobotti per domare le fiamme e contenere i danni. Per consentire i lavori di ripavimentazione, l'uscita per chi proviene da Udine e Trieste rimarrà chiusa fino alle 5 di domani mattina. Un secondo incendio questa mattina ha interessato un furgoncino tra Gradisca e Villesse sulla A34. Anche qui il traffico è andato in tilt per diverse ore con chilometri di coda. Ed ora parliamo di disagi in regione per lo sciopero nazionale indetto da CGIL e UIL nel settore postale. A rischio pensioni, consegne e servizi essenziali. I sindacati denunciano tagli, assenza di dialogo e temono una futura privatizzazione. Siamo stanchi di avere salari bassi, non adeguati al reale costo della vita. I lavoratori di Poste Italiane hanno protestato di fronte alla sede del Veneto in via Torino a Mestre. Lo sciopero a livello nazionale ha coinvolto tutte le prestazioni ordinarie per l'intero turno di lavoro. Le rivendicazioni dei sindacati si concentrano su salari, diritti e sicurezza, ma anche sulla qualità del servizio. Dalle chiusure degli uffici, alla contrazione dei servizi, alla capacità di assistere i cittadini sul territorio, i pensionati, anche loro sono coinvolti da questi processi di razionalizzazione che noi non stiamo condividendo, perché la logica del taglio del costo del personale è una logica che porterà inevitabilmente a questa azienda a non essere più presente sul territorio. I sindacati denunciano un piano di riorganizzazione che prevede tagli al personale e la chiusura progressiva di sportelli, soprattutto nelle aree interne e periferiche del paese. A ciò si aggiunge, secondo CGIL e UIL, un progressivo svuotamento del confronto sindacale e il timore che l'azienda a controllo pubblico venga ulteriormente privatizzata. Noi pensiamo che da qua a fine anno il governo voglia mettere in piedi un'ulteriore vendita azionaria e questo può comportare grosse ricadute sui dipendenti di Poste Italiane. Particolare attenzione è rivolta anche all'abuso dei contratti a tempo determinato che secondo la CGIL ha raggiunto livelli inaccettabili. Quello che avrebbe dovuto essere uno strumento temporaneo si è trasformato in un sistema strutturale di precarizzazione del lavoro, sostengono e precisano i sindacati. L'azienda, che ha registrato 2 miliardi di utile nell'ultimo anno, continua a preferire il turnover del personale precario, nonostante il servizio pubblico ne risenta in termini di efficienza e qualità. Poste Italiane, una delle più grandi aziende italiane per numero di dipendenti, una delle più forti in Confindustria, utilizza costantemente la precarietà, contratti a tempo determinato, part-time involontari per comprimere il costo del lavoro, ma anche per avere lavoratori più ricattabili, che non si iscrivono al sindacato, che non fanno valere i loro diritti. Questa è una cosa inaccettabile e poi la conseguenza diretta è la chiusura di uffici postali, specie nei piccoli comuni del nostro territorio, continuano a chiudere uffici postali, giornate di chiusura che danneggiano i cittadini e la presenza nel territorio, che è la vera forza di Poste Italiane, la presenza radicata nel territorio. Dietro ai numeri ci sono persone, lavoratrici e lavoratori, spesso costretti a trasferimenti e licenziati prima del 12° mese per non maturare i requisiti di stabilizzazione. Giorgio Denardi, politico e imprenditore trevigiano, ha salvato un ragazzo 20enne che stava annegando a Jesolo. Ero sostanzialmente alla foce del Sile di fronte al faro e ho visto un ragazzo che era in difficoltà, che chiedeva aiuto, però è stato sottovalutato il pericolo, quindi nessuno si muoveva. Alla fine, per fortuna, una persona è andata a chiamare un bagnino, che però lì è una zona non presidiata di bagnini, quindi lontana, perché è proibito fare il bagno. E questa persona, questo ragazzo, era sempre più in difficoltà, si avvicinava agli scogli, c'era questa onda molto forte, per cui mi sono avvicinato, ho cercato di dargli una mano, e tra l'altro anche il brevetto di bagnino, per cui mi sono sentito in dovere di intervenire. Ha passato una domenica sicuramente diversa da quella che si era immaginato il consigliere comunale Giorgio Denardi, titolare di Atton e capogruppo dell'opposizione, che non ha esitato a tuffarsi tra le onde per salvare un ragazzo 20enne che stava letteralmente affogando davanti ai suoi occhi, senza che nessuno dei presenti facesse nulla.
Erano circa le 16 quando davanti al faro ha visto un giovane già coperto di ferite e sangue che si agitava in acqua per chiedere aiuto. Forte del suo brevetto di bagnino, De Nardi è intervenuto tuffandosi in acqua nonostante il mare scagliasse entrambi contro gli scogli. Però il mare era veramente impegnativo, per cui mi ha preso, mi ha sbattuto sugli scogli anche me e poi sono riuscito a aiutarlo e a farlo salire sulla diga. La cosa che mi ha impressionato è che prima, durante e dopo nessuno si è scomposto, quindi c'erano parecchie persone, la gente continuava a pescare, continuava a fare gli affari suoi e io sono rimasto veramente sorpreso da questa indifferenza. E nonostante il salvataggio, la fatica di riportare a riva il ragazzo, le ferite a piedi e gambe, è arrivata anche la beffa finale, ovvero la reprimenda del bagnino che è giunto per ammonire De Nardi, ricordandogli che quello non era un luogo adatto alla balneazione. Il ragazzo, completamente insanguinato, è stato poi trasportato al pronto soccorso, ma anche De Nardi ha rimediato numerose ferite. Ho i piedi e le gambe tagliate, quindi sto cercando di medicarmi, ma insomma questo è niente rispetto al rischio che ci poteva essere. Nessun atto di eroismo, rimarca Giorgio De Nardi, ma il monito è di stare attenti al mare e di non girarsi dall'altra parte se qualcuno chiede aiuto. Quando l'onda ti prende lì la cosa veramente fa paura, però insomma penso di aver fatto il minimo del dovere che qualsiasi cittadino in buona salute e con una capacità di nuotare insomma possa e debba fare. E la cosa che mi ha stupito appunto è che molti sono rimasti lì semplicemente a guardare o addirittura girandosi dall'altra parte. Ed un provvidenziale intervento di un infermiere del SUME 118 di Padova, libero dal servizio, ha salvato la vita ad un uomo di 88 anni colto da malore. È stato un intervento tempestivo, guidato dalla competenza e dal sangue freddo, a salvare la vita di un turista tedesco di 88 anni colpito da arresto cardiaco mentre si trovava in spiaggia sotto l'ombrellone sul lungomare di Caorle. A intervenire è stato un infermiere del SUME 118 di Padova, medico anestesista di 39 anni, presente in zona per una giornata di relax con la compagna. L'uomo, appena compreso il gravissimo quadro, non ha esitato a intervenire, ha subito praticato le manovre di rianimazione cardiopolmonare e, grazie al rapido impiego del defibrillatore disponibile in loco, ha effettuato 3 scariche che hanno permesso di ripristinare il battito cardiaco dell'anziano. Il turista è stato poi assistito sul posto fino all'arrivo del personale sanitario dal punto di primo intervento di Caorle. Stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di San Donà di Piave, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni, pur restando critiche per via dell'età avanzata, sono costantemente monitorate dai medici. 5 lavoratori risultati impiegati in nero, mancata predisposizione dei corsi obbligatori di formazione sulla sicurezza e omessa sorveglianza sanitaria dei dipendenti sono le violazioni riscontrate durante il controllo di un cantiere edile da parte del nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro. Oltre alla sospensione dell'attività imprenditoriale nei confronti delle 3 ditte coinvolte, sono state comminate sanzioni amministrative per 30.000 euro circa. A me non rimane che salutarvi, è ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci.